Buonasera intanto, benvenuti, bentrovati, splendida location, quindi stiamo tranquilli, sereni, al fresco, bene, sta benissimo. Benissimo. Buonasera al nostro ospite che poi introdurremo anche se lo conoscete perché siete qui per sentirlo e per il suo libro, quindi insieme a Sonia che questa oggi fa tutto lei. Quindi dalle sedie in poi? Dalle sedie in poi, quindi fa tutto lei. Allora, siamo in questo scorcio, in questo bellissimo bed and breakfast che i signori Buosi appunto ci ospitano e ci hanno dato questa possibilità con questo incantevole colpo d'occhio che vedete e che vediamo. Avremo modo di assaggiare anche i prodotti dell'azienda di famiglia, appunto dell'azienda Paolo Buosi, e poi avremo modo di parlare un attimo di questa splendida casa che vedete alle nostre spalle in questo caso, che è stata calcata, che è stata vissuta dalla poetessa Emma Ciardi, quindi potete vedere, potete andare poi magari chiedete a Loredana o chiedete a Paolo se possono mostrarvi appunto le camere, quello che è stato aperto, quello che può essere, perché in questo periodo, visto un infortunio della signora Loredana, il bed and breakfast attualmente non ha ospiti, ma dalla prossima settimana si comincia già a lavorare alla grande. Allora, Andrea Molesini è qui con noi. Andrea Molesini, buona serata, benvenuto. Grazie. Penso che lo conosciate, insomma, perché se siete qui è perché ti conoscono, ti do del tu, quindi un professore di letterature comparate, ha insegnato all'Università di Padova, scrive da molti anni e il suo più grande successo è Non tutti i bastardi sono di Vienna, male, uscito nel 2010 per Sellerio, che gli ha fatto vincere poi nel 2011 dei riconoscimenti importanti, il premio Campiello, il premio Comisso, il premio Città di Cuneo primo romanzo e il premio La Tisana. Basterebbe questo breve curriculum per dare un altro applauso, per fare un altro applauso ad Andrea Molesini, nostro ospite. Libro, tra l'altro, che è ambientato e vissuto a Refrontolo, sì. Mi dicono, sì. Tradotto anche in diverse lingue, tra cui anche il serbo-croato, l'ungherese, il norvegese, l'inglese, il francese, il spagnolo, l'olandese, che sono quelli normali, ma il serbo-croato e l'ungherese sì. È una bella fatica. Quindi Molesini, tra l'altro, cittadino onorario di Refrontolo. Ci tengo. Ci credo, ma ti hanno dato le chiavi? Non mi ha dato una targa con scritto bella d'argento. Adesso vediamo se il vice sindaco... c'è anche una targa di pietra da qualche parte, fuori dalla villa a Spada. Basta con queste targhe di pietra, basta. Sì. Adesso... Una lapide. Vice sindaco Roberto Collodè, che è qui con noi, venga e ci porti il saluto e naturalmente le chiavi. Allora, prossimamente, oltre che targhe, anche le chiavi. Eccole qua, a lei. Grazie. Buonasera a tutti. Sono un po' imbarazzato perché in una serata culturale non è sempre facile trovare le parole. Comunque io le trovo molto semplici e dico un grazie di questa splendida serata che avete organizzato, un grazie particolare al Proloco di San Pietro di Feletto, che insieme a tutte le Proloco sta organizzando dei momenti culturali e di aggregazione di cui tutti noi abbiamo bisogno, visto il passato che non è stato dei migliori nei mesi scorsi. Noi ringraziamo in modo particolare, porto i ringraziamenti del sindaco Mauro Canal, che questa sera non è potuto essere presente per una leggera indisposizione personale, ma che porta i suoi saluti ad Andrea Molesini. E noi ad Andrea Molesini teniamo in modo particolare, non gli abbiamo ancora dato le chiavi, ma è come ce le avesse, ha targhe dappertutto su tutto il comune, per cui noi ci teniamo in modo particolare. Anche chi non lo conosce dice è il suo autore preferito, soprattutto perché ha portato con il suo libro alla conoscenza nazionale uno dei tanti luoghi simbolo che abbiamo la fortuna di avere nel comune di Refrontolo, come Villa Spada. Abbiamo tanti altri bei luoghi, il Mulinetto della Croda, anche questa villa è un bel luogo. Sono tutti luoghi che hanno una cultura di base profonda, per cui
grazie della serata e attendiamo le belle parole da questo dibattito che proseguirà. Grazie. Grazie a tutti. Grazie Vice Sindaco. Parlavamo di targhe, c'è il comandante dei Carabinieri, cancelliamo le targhe, quindi può andare via tranquillo, non rischia nulla. Fino alla targa a posto sei tranquillo, quindi non c'è nessun problema. Speriamo. Allora, Sonia, io cedo a te e poi facciamo i saluti di rito e presentiamo poi i prodotti appunto dell'azienda vinicola di casa. E saluto da parte della Proloco di San Pietro di Feletto. Di Refrontolo in questo caso, giusto, perché San Pietro di Feletto vuole venire qua, Arcangelo, anche lei. Giochiamo fuori casa oggi. Oggi San Pietro di Feletto gioca fuori casa e allora 1-0 per Refrontolo, visto che siamo in serata di partita e quindi 1-0 parti svantaggiato. Eccola qua, Sandra. Buonasera a tutti, io porto i saluti del Presidente che purtroppo non ha potuto essere presente e niente, vi auguro una bella serata e grazie alla Proloco di San Pietro. Sì, buonasera anche da parte della Proloco di San Pietro di Feletto. Quando abbiamo organizzato questo evento Sonia aveva invitato l'autore Molesini, essendo cittadino onorario di Refrontolo, e la collaborazione storica che abbiamo tra le due amministrazioni e le due Proloco ci sembrava doverosa venire a Refrontolo. Loredana e Paolo ci hanno ospitato in questo meraviglioso giardino. La serata è stupenda perché oggi pomeriggio avevamo qualche dubbio di spostarci in Villa Spada, che sarebbe stato comunque un'ottima location, però in un giardino all'aperto credo faccia piacere a tutti, soprattutto cominciare a ripartire. Buona serata a tutti e passo la parola subito a Sonia. Bene, allora questi i saluti da parte delle due Proloco, adesso tocca a voi. Sonia, ti lascio Molesini. Okay. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, di avermi detto subito di tornare a conoscermi, Sì. in un momento in cui non si potesse fare nulla. E vabbè, è inutile parlare perché se lo conoscano tutti, parliamo di un nuovo libro. Certo. Allora, come volevasi dimostrare, odio di avere ragione. Odio dire l'avevo detto e avevo ragione, però odio anche di più. Quindi vai con questo, No, credimi. quindi. Enzo è a posto, lo possiamo far usare? Bene, vuoi la pulita classica da Ambra divento Maria De Filippi. Ale, via. Ok, allora parliamo di questo nuovo libro. Allora, all'interno di questa rassegna io me li sono letti tutti i libri che sono stati, di tutti gli autori che sono stati presenti, e devo dire che anche se non si dovrebbe nominare altri, sono due quelli che ho preferito, ed è Se l'acqua ride di Malaguti e Il rogo della Repubblica di Molesini. Inizialmente l'idea di affrontare una storia così mi spaventava un po', poi invece quando ho cominciato a leggerlo non riuscivo più a smettere, perché mi sono innamorata di Boris, se si può dire. Ho apprezzato molto la storia, anche perché tu hai la capacità di rivelare storie del nostro territorio che sembrano nascoste, invece tu le porti alla luce in un modo universale, nel senso che spaziano molto oltre il nostro territorio, e questa è una bellissima cosa. Inoltre una cosa che ho trovato stupenda è l'uso del lessico che hai in questo libro, questo modo di scrivere proprio che ci cala nel 1480, 1490. Sì, 80, quindi ho indovinato. E nonostante uno possa pensare che sia ostico, non lo è per niente, perché quando cominci a leggere, mia comare conferma, quando cominci a leggerlo scivola via benissimo, cioè uno entra nella storia e non vede l'ora di andare avanti. E quindi vorrei chiederti innanzitutto come mai questa storia? Sì, guarda, è nata così la prima idea. Nel 1984, quindi moltissimi anni fa, mi venne regalato questo libretto che ho citato poi in nota alla fine,
che è un libro scritto da uno storico, Razik, che racconta il processo di Porto Buffolè, cioè con grande acribia, diciamo, storiografica, con grande competenza, ho fatto tutti i documenti, così. Io sono andato all'Archivio di Stato per verificare tutti i documenti. Devo dire che se non avessi letto quel libro non sarei riuscito a decifrarli, perché sono scritti piccolissimi, intanto poi le O e le A, le E, bisogna avere delle lenti pazzesche e anche essere degli esperti, diciamo, in epigrafia, cosa che non sono per me. Però quel libro mi toccò molto perché non so bene perché, ma appena lo lessi seppi, allora scrivevo non avevo ancora incominciato a scrivere, diciamo, da professionista, scrivevo forse qualche poesia, avevo incominciato a scrivere fiabe per bambini, ma non ancora pubblicate, quindi non sapevo che avrei fatto questo mestiere, ma appena finito il libro sapevo che ne avrei tratto un romanzo, prima o poi nella vita, cosa che ho fatto moltissimi anni dopo, perché questo libro, rispetto agli altri 5 romanzi che ho scritto, è, diciamo, più complesso. Non tanto, cioè sono tutti complessi uguali se si vuole, però mi è costato più fatica perché avevo bisogno di entrare, come dire, nell'anima del tempo, di 5 secoli fa sono tanti, un'epoca completamente diversa, eppure molto affine alla nostra, dopo vi dico perché. Ma questa distanza temporale, quindi un mondo dove le donne, per esempio, vivevano una vita separata dagli uomini, le donne si occupavano delle nascite e delle morti, ma non partecipavano in modo attivo alla vita sociale, cosiddetta. Quindi un'epoca in tutto il mondo. A Venezia un po' meno, c'era meno distinzione perché erano proprietarie, esattamente come gli uomini, quindi erano indipendenti economicamente, che vuol dire molto ovviamente. Però comunque c'era una separazione netta e già solo questo rendeva molto difficile mettere in scena le donne. Infatti ho scelto 4 donne molto particolari che sono un po' fuori dalla società normale, no? Una matrona, cioè un'ex prostituta che dirigeva un bordello. La prostituzione a Venezia alla fine del 400 era un'industria gigantesca, diciamo che erano tipo il 5-6% della città, anche di più. Delle donne, sì. Nel 1509 hanno fatto un censimento, 115.000 abitanti, 11.400 sì, però i numeri di Sanudo, i numeri di Sanudo sono probabilmente esagerati, probabilmente erano 6-7.000, comunque la percentuale è enorme. Bisogna tener conto che era tra le 2-3 città più ricche del mondo, Venezia allora, non è un villaggio turistico come oggi Shanghai, mettiamo Shanghai, Los Angeles, Londra o Mosca, ecco, città ricchissima, enorme, un giro d'affari gigantesco. C'era il ducato veneziano, era come il dollaro, era l'equivalente, più del fiorino francese, fiorino di Firenze, circa intorno a metà del 400 il ducato veneziano aveva superato il fiorino come garanzia. Anche la sterlina d'argento valeva molto perché gli si pesava sulla lana la stabilità monetaria e quindi, diciamo, anche la sterlina era molto importante. Però, diciamo, il ducato veneziano dovunque in Europa, nel Mediterraneo, era una garanzia di solidità bancaria, quindi era molto importante. Ecco, non avevo né culturalmente né spiritualmente la preparazione per scrivere questo libro prima, per questo che ho aspettato tanto, ma è sempre stato con me. Sempre, tutti questi anni, no, non è che ci pensassi ogni giorno ovviamente, ma in qualche modo la eco di quel libro è sempre stato con me. Perché? È molto semplice, perché è un episodio particolare avvenuto proprio in quell'anno, un processo, anzi è il ricorso di un processo, perché il processo avvenne a Porto Buffolè, 3 ebrei vengono accusati, il rabbino di allora si chiamava, non esiste la parola rabbino in italiano in quell'epoca, anzi questo mi permette di dirvi che tutte le parole che ho usato sono entrate nella lingua italiana prima del 1480. Voi direte, che lavoro ha fatto questo? No, è molto facile perché circa l'85-90% delle parole che usiamo sono antiche, cioè l'italiano è una lingua che è mutata meno di quanto crediamo, insomma, quindi diciamo che quasi 9 parole su 10, 85%, diciamo, c'erano già allora, però diverse volte mi sono trovato a scartare una parola, perché per esempio stavo per usare la parola mito, a un certo punto ho detto, ho avuto un dubbio, ho guardato nel mio Le Monnier che ho nel cellulare, il vocabolario etimologico che
ti racconta la storia delle parole, bellissimo libro di storia, il più bel libro di storia italiana mai scritto secondo me, perché quando la parola non c'è ti dice tutto, no? Se non c'è la parola manca la cosa. E il mito è entrato nell'italiano nel 1853, quindi avrebbe usato il greco mythos o probabilmente fabula, che non vuol dire favola ma storia, aneddoto, racconto, ma manca il concetto di storia fondatrice di realtà, di concezione del reale come il mito. E lì ho capito perché mancava, ma adesso non voglio dilungarmi su questo, se no faccio il prof e non vale la pena. E ho perso il filo, però cosa stavo dicendo? Che hai usato tutte parole antecedenti. Sì, antecedenti. Questo mi ha permesso di rispettare Controlla un po', se sto attenta. sì, lo spirito dell'epoca, perché è vero che quando si scrive un libro con una radice storica forte si ha sempre il timore di dimenticare l'orologio al polso del centurione, no? Come nel famoso film, ma quello in fondo è anche un errore veniale, pazienza, passa via. È più grave l'errore di natura spirituale, cioè quando tu proprio non comprendi l'essenza di un'epoca. Qual è l'essenza di un'epoca? È quello che in ogni epoca è universale, cioè siamo noi che siamo fondati le nostre vite in fondo sul piacere e sulla paura, sono governati da queste due cose: paura della morte, della povertà, della malattia, dell'inadeguatezza, perdere come i nostri averi, come tutto. Questa è la paura e il piacere, perché inseguiamo ovviamente il piacere, vogliamo stare bene, godercela, che può essere cibo, sesso, vino, visto che siamo in questa zona, tutto quello che è piacere, viaggiare, eccetera. L'eros e l'avventura, ecco, sono i due grandi. E tratta di cogliere in ogni momento, perché ogni epoca è presente, non è che gli uomini nel Medioevo pensassero vivo nell'evo di mezzo, cioè è sempre vero, non è che il 1492 studiavo alla scuola elementare, finisce il Medioevo, a mezzanotte suona la campanella, wow, finita l'epoca buia, finalmente siamo moderni. No, l'uomo è sempre moderno quando vive, ovviamente. Ecco, ogni presente ha qualcosa di universale e molto che non lo è. Tutto passa e tutto resta, no? Questo è il problema. Sono 4 versi di Machado, ve li cito, molto belli perché indirettamente sono citati qua, sono adombrati, diciamo. Tutto passa e tutto resta, ma cosa resta del nostro passare? Un passare scrivendo stradelle in mezzo al mare. Ecco, allora il problema è questo: cogliere ciò che resta in quello che passa. E in questo processo cosa c'è? È lo scontro tra ragion di Stato, cioè potere, e giustizia. Ora, è un problema enorme che ci accompagna sempre, c'è in ogni epoca. La giustizia è indubbio, salvo quella divina che non ci è dato conoscere, ma quella umana è, come dire, un grande dubbio, un grande punto di domanda. Abbiamo opinioni diverse su cosa è giusto e cosa è sbagliato. La forza invece è riconoscibile, perché si impone, la spada si impone sempre. Ora, non esiste giustizia senza l'aiuto, l'ausilio della forza. Cioè, se non ci fossero i carabinieri, sappiamo perfettamente che tu puoi avere tutte le leggi migliori del mondo, ma che so, le ragazze verrebbero violentate, noi verremmo rapinati, non ci sarebbe sicurezza, eccetera. Cioè la spada è necessaria alla legge, non c'è legge se non si appoggia alla forza. In fondo anche là dove non arrivano i carabinieri c'è la legge magari della camorra, del mafioso, è sempre legge armata, uomini in armi presidiano tutte le valli della terra. Cioè, ti preferisco che sia presidiata dai carabinieri che dalla camorra, però voglio dire, comunque da gente che parla la mia lingua, della mia tradizione, che da un esercito straniero, per esempio, ma non esiste valle della terra che non sia in qualche modo presidiata da uomini in armi, perché non si dà legge senza, non si dà diritto, lo ius non esiste senza la forza. Però il problema è questo: cosa succede? Finché sono alleati e c'è, come dire, una sorta di moderata saggezza nell'applicazione della legge, le cose funzionano. Ma quante volte, succede sempre, succede che legge e giustizia vengono, come dire, cioè forza e giustizia, no, non necessariamente scontrarsi, ma diciamo la ragion di Stato, l'idea del bene comune, costringe a commettere delle ingiustizie. E qui il problema è molto
di natura filosofica e morale molto grande, e avviene in ogni epoca e la ragion di Stato prevale sempre, purtroppo, come in questo caso. Allora, parliamo dell'evento storico, che tanto così non tolgo niente alla trama, perché dopo la trama è fatta da un personaggio che è Boris da Candia, che mi sono inventato, ed è lui che racconta gli eventi perché è un agente segreto di quell'epoca, quindi ha libertà di movimento sia spirituale che materiale, ignota al cittadino comune. Tra l'altro lui è un ateo in un'epoca in cui gli atei li riducevano a cotolette in qualche modo, per cui non faceva professione di ateismo, però come si vedrà è un ateo tentato da Dio in qualche modo, perché poi diventerà amico dell'archisinagogo e quindi in qualche modo verrà tentato da Dio. Ma tutti gli atei lo sono, basta vedere quando gli aerei fanno quegli sbalzi per i voti d'aria, dopo, se durano un po', c'è un crollo del tasso di ateismo tra i passeggeri pressoché immediato, si nota proprio, e anche nella ciurma talvolta si durano a lungo, per cui sempre c'è il credente tentato dall'ateismo e l'ateo dal credere non nel Dio, insomma, in qualche Dio, nel suo Dio. Quindi poi la storia è complessa, ma il vero scontro che avviene nella realtà, non nel romanzo, è stato quello proprio tra ragion di Stato e diritto. Cosa succede? Un bambino sparisce da questo paese, Porto Buffolè, che è il più piccolo paese del Trevigiano, al confine con la provincia di Pordenone, è sul Livenza. Adesso è un po' discosto perché avevano deviato il fiume, ma insomma era sul Livenza, era un porto fluviale abbastanza importante, cioè a 7 torri il castello, adesso ne è rimasta una sola, quindi era importante. Aveva un banco dei pegni, una condotta tenuta da una famiglia di ebrei, i banchi dei pegni erano sempre tenuti dagli ebrei, pagavano una tassa per avere la condotta, il diritto, pagavano una tassa alla Repubblica e il tasso di interesse era deciso dal vescovo in genere della provincia. Però in quell'epoca c'era uno scontro tra i francescani che volevano aprire i loro banchi dei pegni e gli ebrei che ovviamente avrebbero fatto concorrenza al Monte di Pietà, che era il banco dei pegni dei francescani. E i francescani erano una potenza, era un ordine ricchissimo, non ricco, straricco. E questa ricchezza tra l'altro confliggeva con la loro idea di povertà, che già era un po' bislacca, perché cioè, se basta leggere il Vangelo, non è vero che Gesù fosse povero, non è stato povero, ma si sono inventati questa cosa della povertà, che è funzionale, diciamo, demagogicamente funziona molto bene, però da bambino Gesù, se non ricordo male, i re magi gli portano uno scrigno d'oro, uno di incenso e uno di mirra. Ora sulle quotazioni della mirra sono poco informato, ma vi assicuro che quelle dell'oro erano belle alte, anche ai tempi di Cesare Ottaviano Augusto. Inoltre Giuseppe, perché si dice falegname, sembra Mastro Geppetto, cioè è della stirpe di Davide, ci sono 4 pagine del Vangelo secondo, è della stirpe di re reale, la Madonna è una nobildonna ebrea ovviamente del suo tempo, quindi è una cavolata, vabbè, lasciamo perdere, ma questo non importa, era funzionale a ragioni di potere politico, la Chiesa in fondo è una struttura politica, anche politica, umana, quindi politica, e c'era questa concorrenza. Inoltre c'è un piccolo ramo dei francescani, i frati minori della regolare osservanza, che erano, potremmo dire, i talebani dei francescani, era l'ala pauperista, quella che diceva che il denaro è lo sterco del diavolo. Anche allora non puzzava, era l'unico sterco che non puzzava, però comunque lo sterco del diavolo, per cui ce l'avevano quei banchi di pegni. Ovviamente a nessuno era simpatico l'usuraio del paese, in nessun paese. Però non erano gli usurai di oggi, l'usuraio è un delinquente, viene arrestato, l'usuraio allora era il banchiere, quello che noi chiamiamo il banchiere, era tutto ufficiale, non è che imbrogliasse o cose, anzi, guai se imbrogliava, era sorvegliatissimo. Poi gli ebrei, in una minoranza religiosa, diciamo non guardata, erano ligi alla Repubblica, per questo la Repubblica in fondo li amava molto, perché erano molto controllati, erano molto difesi dalle leggi della Repubblica. Ecco, questo è il contesto. Sparisce un bambino, ma sparisce nel senso che era un orfano che qualcuno vede che attraversa il paese, entra verso il tramonto, dopo il tramonto nessuno lo vede più. Siccome c'era questo predicatore che si chiama, un personaggio storico che io poi, a cui gli ho dato una personalità vivida nel romanzo, ma un personaggio storico che chiamavano il piccolo perché era un nanerottolo, era alto 1,48, e era un grande oratore,
e aveva questa vocazione antigiudaica. Dico antigiudaica e non antisemita perché le cose vanno distinte. L'antisemitismo nasce a metà del 1800 in Germania ed è figlio della mentalità coloniale, cioè considera gli ebrei come una razza ariana, razza ebraica. Se a quel tempo Adolf Hitler con la macchina del tempo fosse arrivato nel 1480 e avesse fatto una predica, lo avrebbero preso a sassate considerandolo un matto. Cos'è sta roba? Razza ariana, razza ebraica non esistono, non erano molto più intelligenti degli europei degli anni 30, che invece magari anche ci credevano. Quindi l'antigiudaismo è l'inimicizia che la Chiesa cattolica provava verso gli ebrei, in quanto era la religione di Gesù, che però in cui gli ebrei non riconoscevano il Messia. Qui si parla anche un accenno di quando nasce, perché nasce ad Antiochia alla fine del IV secolo, insomma è un po' questa visione antigiudaica, quando c'è una competizione tra le due religioni. Ecco, in seguito a queste prediche di Bernardino, l'humus che c'era a Porto Buffolè era, come dire, di fidenza? Sì, no, stavo per dire antipatia, ma è banale, non di ostilità, ecco, verso la comunità ebraica del luogo, che prosperava. Gli ebrei sono sempre stati invidiati, non sono mai stati, come si dice a volte, disprezzati, che è la parola sbagliata, se ne parla anche in due righe, ma i zingari vengono disprezzati, perché? Non da noi magari, ma dal popolino, perché sono degli straccioni in realtà, perché ti rubano l'autoradio, perché puzzano, perché chiedono la carità, perché vivono nelle roulotte. Gli ebrei non sono, perché gli ebrei sono sempre stati, in tutte le epoche, diciamo, hanno avuto successo sociale. Perché? Perché sono leggere e scrivere, di conto. A 13 anni, purtroppo, no, sei sicuro? Aspetta, prova ancora. No, basta. Sta andando, ok. Perché per ragioni religiose, no, ti do questo. Grazie. Prego. Per ragioni religiose devono leggere la Torah. Quindi chi sa leggere e scrivere in una società dove l'analfabetismo è molto diffuso ha un vantaggio enorme. Non è un piccolo vantaggio sapere tenere una partita doppia, cosa che doveva fare ovviamente l'usuraio del luogo, e saper leggere e scrivere. Tutte le comunità ebraiche in tutta Europa sono alfabetizzate. Cosa succedeva nel Medioevo? Cioè, nella storia di Simon Schama se ne parla. C'era un pogrom, veniva fatto si assaltavano le case degli ebrei, uno su tre veniva ammazzato, 1 su 3 veniva convertito a fil di spada e 1/3 veniva risparmiato. Tutti i denari venivano sequestrati, ovviamente perché questo era il vero motivo, rubargli i soldi. Dopo 20 anni quel terzo ritornava ad essere in cima alla società e ovviamente suscitava l'invidia, oltre a una religione, diciamo, che non riconosce il nostro Messia, e in più, cavolo, hanno anche successo, insomma stavano sulle palle a tutti in qualche modo, a molti, non a tutti, avevano molti forti amici, anche non solo forse, no, non sarebbero sopravvissuti. La loro professione, una professione in cui eccellevano era quella dell'usuraio, e certo non suscitava simpatia. Un'altra in cui eccellevano era quella del medico, erano moltissimi medici ebrei, e eccellevano per diversi motivi, perché erano colti e leggevano i libri, ma era una professione molto pericolosa, perché quando il medico ti salva gli sei grato, ma metti che gli muori tra le mani, magari danno la colpa al medico. Ora, date le conoscenze mediche di quell'epoca, insomma, diciamo che ti davano polvere di quarzo se avevi mal di testa, non credo che guarissi dal mal di testa, per dire. No, adesso mi sono inventato, non so cosa, per dire, ho detto, usavano medicamenti che con le conoscenze di oggi ci sembrano da dementi, ecco. E qui si parla di un medico famoso, Mosè Maimonide, un grande filosofo di secoli prima, che aveva diventato anche molto ricco, aveva inventato una cura per l'impotenza che era bellissima, una specie di Viagra di allora, che erano delle formiche rosse tritate con cui dovevi strofinare il membro maschile.
Per qualcuno aveva successo, secondo me, perché lui era il medico personale del visir che aveva un figlio impotente, probabilmente aveva usato delle massaggiatrici particolarmente abili, per cui questo era parzialmente guarito e questo ha creato la sua ricchezza, quindi, perché ogni tanto ho messo cose divertenti, no, per rompergli. Vabbè, comunque la storia cosa succede? Questi qua vengono arrestati 3 persone, i 3 più importanti, quello che aveva la condotta del Banco dei Pegni, l'usuraio Mosè da Treviso, Servadio, che era l'archisinagogo, cioè rabbino è una parola che non c'era ancora in italiano, nell'inizio del Cinquecento, quindi era l'archisinagogo, e poi un altro, un loro amico che li frequentava. Perché vengono arrestati? Dal Dolfin, che era il podestà, quindi colui che gestiva la giustizia a Porto Buffolè, perché temeva una sommossa. Perché visto che il bambino non si era più visto, peraltro un mendicante, quello magari è caduto in un fosso, se lo sono mangiati i maiali di notte, oppure si è perso, oppure è andato in un altro paese, chissà mai. Però la voce di paese, gli ebrei l'hanno ucciso per fare intingere le focaccine pasquali, era Pasqua col suo sangue, e quindi questa era la voce perché le case degli ebrei non fossero assaltate, per evitare un pogrom che stava minacciando, il cui scopo poi tra l'altro era assaltare il Banco dei Pegni per fregare tutti i soldi e anche le cose impegnate, perché questo era il vero scopo della rivolta incombente. Ha fatto presidiare le case del Banco dei Pegni degli armigeri, però non ne aveva abbastanza, ne aveva pochi, e quindi ha dovuto arrestare gli ebrei, e lì si fa un processo. Cosa succede? Che il Consiglio civico di Porto Buffolè è un consiglio democratico. Cosa vuol dire democratico? Che non solo i nobili vi hanno diritto ad accedervi, ma vi accede tutta la popolazione di sesso maschile che ha superato i 24 anni. Questo è un bel guaio, perché chi non sa leggere e scrivere, quando giudica, diciamo che taglia le cose con l'accetta. E per esperienza si sa che il giudizio popolare non è solo più approssimativo, ma è anche più violento, diciamo, meno capace di cogliere le sfumature. È molto vicino ai nostri tempi sta cosa, eh? Sì, in tutti i tempi. No, adesso abbiamo un pregiudizio filodemocratico, però la democrazia è buona. Allora Demos non piaceva tanto all'aristocrazia veneziana, però era subito pronta, quando le conveniva, allearsi col Demos, ma non di Venezia, però col Demos del contado, contro le aristocrazie locali quando diventavano un po' potenti. È tutta una questione di equilibrio di potere. Comunque è vero che diciamo gli analfabeti, che erano quasi tutti chi non studiava, quindi i nobili e i mercanti sapevano leggere e scrivere. A Venezia molti, l'analfabetismo non era granché, perché tanto è vero che diventa la capitale della stampa, proprio in questi anni lo è già, comincia già a diventarlo. Insomma, si fa questo processo ex abrupto, e il popolo decide che questi sono condannati, e sono condannati a pene, uno squartato da 4 cavalli, uno frecciato tipo San Sebastiano e l'altro bruciato vivo. Fanno ricorso alla Corte Suprema, cioè al Senato di Venezia, e il Senato di Venezia accoglie il ricorso, manda un avvogatore del comune, cioè potremmo dire un pubblico ministero, a fare un supplemento di indagine a Porto Buffolè. Va a Porto Buffolè, fa il suo supplemento di indagine e naturalmente dice il motivo per fare ricorso esiste, ma conferma la condanna, la sua opinione che sono colpevoli. Non aveva scelta in verità, perché circa 450 persone avevano testimoniato che avevano visto il bambino sparire nella casa dell'usuraio. Ovviamente non era vero, ma lo capiscono i nobili colti, ma il popolo ci crede perché è invasato dalla prediche di questo Bernardino da Feltre. Ecco, questo è l'evento storico. Poi vanno al Senato di Venezia. Al Senato tutti sanno che è una boiata in realtà, ma nessuno lo dice, e di fatto viene confermata la condanna. Però ci sono 2 cose che fanno capire che i senatori sapevano che erano innocenti. Primo, quando c'era una condanna a morte, il condannato a morte subiva i supplizi anteriori, si chiamavano, cioè dei boia, mentre la chiatta ti portava in mezzo al Canal Grande, poi a piedi da Santa Croce fino a San Marco, in mezzo alle 2 colonne venivi o impiccato, bruciato, frecciato, tagliato, c'erano tante pene di morte diverse. La più tremenda era quella degli stupratori. Uno stupratore lo facevano a pezzo con un martello, è la pena che tutti chiedevano, la grazia, cioè essere impiccati, ma non veniva data facilmente. Cioè lo stupro di donna onesta
aveva questa pena di morte terribile. Insomma, in qualche modo i tormenti anteriori era con una pinza rovente, mentre eri sulla chiatta che ti davano dei pizzicotti per farti urlare un po', così il volgo era tutto contento, era felicissimo di questa cosa orrenda. E i tormenti anteriori venivano comminati quasi sempre quando c'era una pena di morte. In questo caso, cosa stranissima, non vengono comminati, cioè non ci sono tormenti anteriori. Inoltre non vengono legati venivano portati in una chiatta per il canale grande, poi smontavano a Santa Croce, che è dove c'è adesso Piazzale Roma per intendersi, e da lì a piedi venivano legati alle code di un cavallo, di un mulo, per umiliarli, e venivano portati fino a San Marco. In questo caso non solo non ci sono i pizzicotti arroventati del boia, ma non vengono nemmeno legati alle code dei cavalli, vanno in piedi, che era, come dire, viene riconosciuta la loro dignità. Questo è stranissimo, non viene mai. Quindi chiaramente la Repubblica si sentiva in colpa, guarda, dobbiamo condannarli, ma almeno risparmiamo loro questa ulteriore umiliazione. Certo, il popolino ha detto, ecco, gli ebrei hanno pagato, hanno corrotto il Senato, eccetera, ma ovviamente non è così, il Senato non era facilmente corruttibile, magari il singolo senatore sì, ma il Senato come istituzione non la vedo come un organo corruttibile. Ecco, questi sono i fatti in sostanza. C'è un antecedente, perché il popolino era così propenso a credere che questo bambino avesse fatto questa strana fine, fosse finito nelle focaccine pasquali? Perché a Trento 5 anni prima, nel 1475, c'era stata la vicenda del beato Simonino. C'era un bambino, era stato creduto, e anche questi erano stati bruciati vivi. Lì c'erano stati i tormenti anteriori, la coda dei cavalli, tutta questa cosa tremenda, non mi ricordo se fossero 13 o 15 condannati, una cosa tremenda, tanto che il rabbino dell'ora di Trento ha lanciato un eremme a Trento: fin da allora non abitano ebrei, mai, neanche adesso, cioè non ci sono ebrei a Trento. Non so se adesso qualcuno va ad abitare, nessuno lo controlla, ma nella tradizione non risulta che ci siano ebrei a Trento dal 1475. Ecco, questo è quanto, cioè, questo è l'evento storico. Poi farci un romanzo, cosa vuol dire? Vuol dire dare carne ai personaggi. Avevo bisogno di un personaggio formidabile e ho inventato questo Boris da Candia, che è una specie di Ulisse oppure un Indiana Jones, se vogliamo dire. Cioè è un uomo molto colto, un umanista, un intellettuale dell'epoca, però è anche un uomo d'azione, è anche uno che fa anche degli omicidi, è uno del servizio segreto. Quindi pugnale facile, ma mente leste, un intellettuale, sta traducendo la Germania di Tacito in lingua volgare ed è un uomo, insomma, di grande cultura, molto rispettato, conosciuto tra gli umanisti. E quindi c'è questo connubio come in Indiana Jones, no? O Porto Maltese ha scritto questa cosa. Sì, questa cosa dell'uomo di cultura, l'intellettuale raffinato, ma anche l'uomo d'azione, anche brutale. E questa commistione mi affascinava. In più ne ho fatto un ateo in un'epoca in cui non potevi essere ateo di fatto, cioè pochi, no, ce n'erano, ci sono sempre stati, ma diciamo era una minoranza tacitata, che se ne stava bella zitta. E quali sono i suoi antagonisti? Ne ha uno pubblico e uno privato, perché hai bisogno dell'antagonista. L'antagonista pubblico è Bernardino da Feltre, un altro personaggio storico che è un uomo orrendo, però adorato dalle folle. Pensate che quando lui parlava dal pubblico, poi dovevano proteggerlo gli armigeri o i frati e portarlo subito in sacrestia, perché sennò le donne gli si avventavano contro e gli tagliuzzavano tutto il saio per farne reliquie. Quindi rischiava anche di fare una brutta fine l'uomo, e aveva questa predicazione antiebraica veramente terribile. Era animato da un odio che andava oltre quello che poteva essere un vago sentire antigiudaico del volgo, insomma, della plebaglia. Andava proprio, ci metteva del suo, proprio riteneva delle prediche diciamo oltraggiose, e la Repubblica lo teneva d'occhio col servizio segreto, perché era molto pericolosa la sua predicazione, perché metteva a rischio a volte la vita degli ebrei, gli averi degli ebrei. Questo non doveva capitare, perché arrivavano dalla valle del Reno a Venezia proprio perché a Venezia godevano di protezione e godevano di una vita sicura. Poi di Boris è bello anche il fatto che è una persona giusta, nel senso che
non è, diciamo, onesto secondo i canoni dell'epoca, perché appunto è un agente segreto, frequenta il bordello e cose del genere, però è una persona giusta nel senso che difende i deboli, perché lui buttarsi nella mischia per aiutare gli stampatori si butta tranquillamente, prende anche le legnate, ma lo fa proprio contento, felice, si adotta un bambino che ha trovato per strada, che poi è fantastico quel bambino, poi fa delle domande pazzesche, ha quel rapporto con Sora Bigotta che è spettacolare, un po' come i Red Band, che aveva il rapporto con la tenutaria del bordello, e poi ha questo rapporto che cresce con l'archisinagogo che praticamente lo fa riflettere su se stesso e gli fa scoprire la sua interiorità. E io quando ho letto il libro c'è stata soprattutto una frase, tornando anche al discorso di prima che è sempre attuale, che dice serva Dio a Boris quando gli dice: io penso che un uomo in ogni istante della vita, anche quando sente di non poter decidere, in verità può sempre. C'è sempre uno spazio per una piccolissima scelta, e anzi, tanto più quello spazio di libertà ci appare angusto, tanto più è smisurato. Io credo che questa cosa dovremmo saperla tutti e dovremmo riconoscerla tutti, cioè che le decisioni che noi prendiamo nella vita sono sempre responsabilità nostra, perché giustamente la libertà deve avere delle regole, e quando noi decidiamo di fare qualcosa dobbiamo prenderci la responsabilità di ciò che facciamo. E a me Boris piace per questo, perché che si comporti nel modo giusto per se stesso, che magari non è giusto per il resto del mondo, o in quello sbagliato, lui comunque si prende sempre la responsabilità di ciò che fa, anche quando fa qualcosa che non ammette davanti all'archisinagogo perché un po' se ne vergogna. Poi da questo però cerca di rimediare facendo arrivare, togliamoselo là, sì, diciamo che cerca di rimediare facendo arrivare 40 danari. Sì, questo non bisogna dirlo, sennò dopo togliamo, qui c'è la suspense. Mettiamo solo la curiosità di scoprire cosa fa. Cosa fa, ok. Sì, beh, certo, l'archisinagogo infatti è l'altro antagonista, ma è quello buono, è l'uomo di fede, che è un uomo formidabile. Di lui sappiamo pochissimo, nella storia sappiamo solo che è morto bene, mentre gli altri due sono svenuti sotto il patibolo, e come succedeva quasi sempre, quando sei davanti al patibolo, insomma, ti senti mancare, li hanno portati, c'erano delle scalette perché i patiboli erano alti, e li hanno portati su a braccia. Lui è andato su con le sue gambe, ha incoraggiato i compagni fino all'ultimo, un coraggio veramente straordinario. Non si è mai lamentato, quindi era un uomo eccezionale. E quindi lo scontro tra due uomini, lo scontro-incontro e anche amicizia che nasce tra due uomini eccezionali è quello che mi ha affascinato in realtà, che poi è il motore del libro. Allora, diciamo, il libro inizia con una frase che non è mia, che è l'exergo, cioè l'epigrafe, che è semplicissima: il male pubblico giunge alla casa di ognuno. È una frase scritta 25 secoli fa da un certo Solone, di cui avete sentito parlare, è un verso di Solone, di una sua elegia, e penso che anche oggi, dopo 25 secoli, sentiamo che è vera. Cioè, il male pubblico giunge alla casa di ognuno, potrebbe essere scritta ieri. Questo è appunto cogliere l'universale nel particolare. 25 secoli fa, in un mondo completamente diverso, un poeta ha scritto: il male pubblico giunge alla casa di ognuno, e sentiamo che è una frase che possiamo dire noi davanti a una pizza anche. La diremo meno bene forse, con meno sintesi che un poeta può dire. Voglio leggere l'attacco del libro dove viene fuori Boris da Candia, raccontato in prima persona. Devo avere un po' di luce però, ecco. A tratti un lupo ringhia nel mio sangue, e quando lo fa uccido. Boris è il mio nome. Vivo di inganno e di rapina. Scaltro, ricco, temuto, sono nato dall'altra parte del mare, a Candia, da madre bulgara. Mio padre aveva pecore e capre e l'aria mansueta di chi vive del suo, ma la notte svaligiava le case dei mercanti. Ricordo il giorno che mi lasciò solo di guardare al gregge. Ho 11 anni e il suo pugnale. Quando il figlio del fabbro e quello del maniscalco mi trascinano in una sassaia, io so cosa fare. Vogliono disonorarmi. Al primo pianto la lama sotto l'ascella, al secondo alla base del collo. Quella notte vennero i lupi. Fermo l'assalto del primo, il ferro lo apre sotto le orecchie. Grido quando il secondo quasi mi stacca il braccio.
il nostro vecchio cane mi sente, sveglia mio padre e i suoi 5 fratelli che massacrano il branco. Dal lupo impara il coraggio, figlio, e la pazienza. Osserva, organizza, colpisci. Porto ancora i segni di quei denti sul polso, sono il mio orgoglio, non mi lasceranno mai finché respiro la bestia, respira in me. Ecco, questo è Boris da Candia. Cioè nasce così, quest'idea. Boris tra l'altro vuol dire lupo, no? Cioè uno dei significati di lupo. Boris è figo. Sì, sì. Poi sì, è uno strafio effettivamente. No, figo proprio come personaggio. Sì, no, perché poi è uno che la sa lunga. Ecco, leggo un altro cosa, l'attacco invece di una donna, perché è molto divertente, mi piace un sacco fare i personaggi femminili, perché, un po' perché mi piacciono le donne, ma anche perché sono più sottili in qualche modo, più interessanti, perché non... siccome vivono più nel privato che loro ovviamente, più nel privato che nel pubblico, hanno come un'anima più vasta, perché ce lo insegna Shakespeare, no? Quando c'è uno scontro tra uomini e donne vincono sempre le donne, questo è vero anche adesso in realtà, cioè non è una cosa solo dell'epoca. Cioè Shakespeare dice che in fondo la regina cosa fa? Dice al re, suggerisce al re quello che deve fare, poi si tace. E il re ci rimugina per qualche giorno e dice esattamente quello che ha detto la regina. Dice maestà, che idea splendida avete avuto, siete un grande sovrano. E il re è tutto contento. Quindi un po' questo è il suo ruolo. La Sora Bigotta. A Venezia tutti da sempre, anche oggi, hanno un soprannome. E Sora Bigotta è il soprannome di questa matrona. Le matrone erano le ex prostitute che governavano i bordelli, c'erano donne d'affari in realtà, imprenditrici. E teniamo conto che la prostituta sì, era un po' una cittadina di serie B, ma non era disprezzata, non era una cosa diciamo, era cittadina di serie B. Infatti si sa, c'è una legge: se stupravi una donna onesta, cioè una non prostituta, ti martellavano la testa, il boia. Se stupravi una prostituta avevi 3 anni di carcere orbo, cioè non vedevi la luce per 3 anni, e 3 anni di voga nelle galere, e 7 anni di voga nelle galere. Quasi nessuno sopravvive dopo 5 anni, quindi in realtà era una pena di morte lenta in ogni caso, però non ti martellavano in testa, quindi diciamo era meno grave stuprare una prostituta che stuprare una donna. Però comunque non erano, diciamo, disprezzate, anche perché i bordelli erano luoghi dove si andava anche a mangiare, a divertirsi, a parlare, si discuteva di affari, eccetera. La Sora Bigotta ci accoglie con tutta la grazia sfatta dei suoi 40 anni audacemente spesi. Chi la vede per la prima volta ne resta colpito. È una presenza che turba, uno scrigno di troppi segreti. Quando la sua giovinezza si offriva ai potenti per più di qualcuno, fu la rovina. Ora, simile a un gatto che si finge assopito non lontano dai passeri col becco nel miglio, ci guarda come se non ci fossimo, con le palpebre socchiuse e il naso affilato, intento a interrogare il tanfo del rio, l'odore dell'olio delle lampade, del sego delle candele che danno luce alla casa. È un animale in agguato, però ha molto della donna prudente, anche la prudenza. Signori, quale sorpresa, siete qui per la mia minestra ben pepata o un'altra fame vi spinge? Minestra e serenità, dico, e la Sora Bigotta sa cosa intendo. Congiunge le mani al centro del petto, le alza fino a sfiorare con la punta degli indici quella del mento, che sporge dall'ovale del viso con capriccio di strega. È un gesto che in lei riconosco, fa pensare alla quiete della preghiera, ma nasconde una collera trattenuta che, se esplode, potrebbe in un istante, si fa lama che scheggia le costole e sbrana le carni. Questa è la Sora Bigotta, e lei ha questo gesto che fa così, no? Porta gli indici sotto il mento, e questo mento un po' sporgente perché sporge con capriccio di strega dall'ovale del viso. Il viso ovale era sempre ritenuto il viso perfetto, no? Un po' alla Giambellino, come le Madonne Giambellino, e quindi ha questo soprannome del bigotto. Ovviamente è tutt'altro che bigotta, anche, sì, bisogna dire che anche allora ricordiamoci che le prostitute andavano nei conventi, i preti erano dei puttanieri pazzeschi.
anche adesso, però diciamo allora era proprio, non cercavano neanche di nasconderlo, insomma, adesso cercano di nasconderlo. Così i figli del prete. Sì, no, ma era proprio, c'era qui anche se ne accenna, facevano di tutto, forse mercoledì, ma c'era un giorno in cui andavano in giro per i conventi, sì, c'era di tutto. Poi le suore protestavano perché c'erano i frati che andavano e le stupravano. Allora la Repubblica però non poteva intervenire dentro i conventi, perché lì era la Chiesa di Roma, quindi c'è tutta una questione, un gioco sottile, non importa. Questo è rilevante, però è interessante, era un'epoca molto più laica della nostra, paradossalmente. Ma infatti io avevo letto che praticamente le donne a Venezia avevano due destini: o si sposavano, si facevano monache, e in entrambi i casi erano obbligate a stare in casa. Per esempio quelle sposate potevano uscire solo a Pasqua e Natale, mentre le prostitute erano molto libere. C'era una prostituta, Veronica Franco, che era praticamente gestiva tra virgolette quasi la politica, era molto potente, perché loro comunque andavano a cena con gli uomini, vivevano all'esterno, avevano proprio una vita io infatti ho messo in paritaria. Scena donne che assomigliano più alle donne moderne, ed è questa grande matrona. E la maga. Una maga, quindi una che è fuori dalla legge normale. Lei è sia una maga in due sensi, sia una maga vera, cioè che ha delle percezioni extrasensoriali, ma è anche un imbroglione, una che vende futuri, un po' come il magro Telma, per dire, come queste qua che... O più carina. Sì, più carina, ma diciamo del genere imbroglione, che lei vende i futuri e tutti dice dei futuri belli, un grande avvenire ti attende, tutti sono molto felici, e si fa pagare, però non lo fa gratis. E poi la Veronica, che è una serva, quindi ha una visione, che è una vera bigotta. Quella invece, bigottissima. che è la bigottissima, che rappresenta la condizione servile, però anche lei paradossalmente ha la sua libertà, perché i servitori avevano molta libertà, andavano in giro, non avevano convenzioni da rispettare. Poi tornando al discorso di prima, appunto, che in famiglia comunque comanda la donna, è bellissimo vedere Boris, che comunque è un uomo forte, senza paura, quando è in casa con Veronica e la maga, sì, che tra loro due ovviamente due galli in un pollaio, sì, e lui che si defila perché non si mette in mezzo fra le due. Certo, sì, perché è micidiale. Sì, loro due non si amavano, la maga e Veronica. Sì, beh, certo, era un po'. E lui se la defila come quando in casa ci sono, non so, nuora e suocera, cioè lui proprio fugge. Sì, diciamo, allora, perché l'epoca è affascinante? 1480, la stampa sta sostituendo ormai l'arte dell'amanuense. C'erano agguati in piazza San Marco, gli amanuensi, che spesso erano frati, facevano delle agguati e prendevano allegnati tipografi perché temevano di perdere il lavoro, sarebbero passati di moda, insomma, come effettivamente è avvenuto. E quindi un po' come per noi c'è il passaggio a internet, dalla carta stampata all'ebook, in fondo al mondo digitale, stava avvenendo questa rivoluzione dal libro scritto a mano al libro stampato. Era già avvenuta la rivoluzione della pergamena, che costava tantissimo un foglio di pergamena, ci voleva un greggio di pecore per fare un foglio grande di pergamena, quindi figurati. Mentre la carta fatta con gli stracci costava molto meno, quindi era già avvenuto pergamena carta. Noi passiamo dalla carta allo schermo. Ricordiamoci sempre che lo stile e lo stilo sono sempre affratellati, legati da un strettissimo legame. Fa differenza scrivere con la penna, scrivere con la macchina da scrivere, scrivere col computer, cioè che cambia anche lo stile un po', si è influenzati influenzano il pensiero, quel modo di scrivere. E quindi in questo senso è un'epoca che assomiglia alla nostra, c'è una innovazione tecnologica riguardo all'arte del dire e dello scrivere gigantesca, uguale, forse maggiore anche di quella che viviamo noi in questi anni. In più c'era stata una pestilenza l'anno prima, visto che adesso abbiamo il Covid, c'è anche una piccola affinità anche in questo. E poi c'è quello che è, potremmo dire, insomma, sempiterno, appunto lo scontro tra politica e giustizia, tra ragion di Stato e giustizia e umanità, insomma. Poi è anche tra fede, onestà, fanatismo, anche tra fanatismo e moderazione, perché l'agente segreto, che pure è brutale quando vuole, è un uomo moderato, mentre il frate è un maledetto fanatico. Molto. Capito?
capito? Quindi... È anche molto violento, incita alla violenza, cioè Sì, certo. Boris, che in teoria vive di violenza, è comunque una persona giustamente moderata, giusta, perché io lo trovo giusto, perché vabbè, certo. io ho uno spirito un po' romantico forse, però Sì. per me chi difende i deboli è un grande, cioè non ce n'è. Sì. E quindi per me l'onestà pura è quella. Sì. Mentre il frate è proprio il classico fraticello malefico. In tedesco esiste una parola che è Giftzwerg, che significa nano malefico. E lui è un nano malefico. Perché sì. solitamente si considera Sì, appunto quelli piccolini, rognosetti, Sì, sono sì. i nani malefici. Sì, infatti i piccoli e anche i troppo magri, cioè Shakespeare ha quella frase bellissima nel Giulio Cesare quando c'è Cassio, quel Cassio così magro, e poi ha sempre un libro in mano, anche non si fida, ha detto troppo magri e troppo intellettuali non va bene, io ho la pancetta. Infatti, noi mangiamo e siamo felici, quindi non rompiamo le scatole agli altri. No, quel Cassio così magro, Cesare che passa sugli spalti, e vedi il caso che un libro e legge sempre, poi non gli piace, non voglio politici magri intorno a me, dice bellissimo. Effettivamente un ciccione è difficile che ti mandi in un campo di concentramento, se ci pensi. Infatti, perché un godereccio è un godereccio uno che sì. Infatti se ci pensi, Adolf Hitler, il massimo del male, no? Era vegetariano, non fumava, anche lui diceva che il denaro è lo sterco del diavolo, tranne il suo ovviamente. Era un nano, sì, coi baffetti, quindi magrissimo, perché solo vegetariano, non mangiava niente che non fosse dire. Quindi è così, bisogna evitare i magri. Sì, tristissima. Già Churchill era più godereccio. Churchill è stragodereccio, un ubriacone, beveva, fumava, sempre il sigaro in bocca, tabagista, ubriacone, mangione, un ciccione pazzesco, gli piacevano i dolci alla panna, non sa mangiare dei dolci ogni volta. La Clem non gli faceva mancare il dolce alla sera, lui si incazzava, Clem, i miei dolci. Quindi è un personaggio proprio l'opposto. Infatti c'è un professore che per fare uno scherzo all'università, molto simpatico, quando ho studiato in America un anno da ragazzo, e lui ci ha fatto allora vedete, ha fatto il profilo senza dirci i nomi, 2 uomini, uno integerrimo che non tocca denaro, cioè non si cura del denaro, vegetariano, non fuma, non tocca l'alcol, così, l'altro un ubriacone, tabagista, mangione che tocca il culo alle donne. Quale scegliete come primo ministro? E tutti hanno detto ovviamente il vegetariano. Ecco bene, avete appena preferito Adolf Hitler a Winston Churchill. Tutti hanno riso, era per uno. Però effettivamente è vero, cioè, quando si associa al potere un po' di ciccia, cioè, fa bene. Uno è contento, sì, perché uno che è contento non fa del male. E poi i piccoletti, anche i nanerottoli, sono temibili. Ma anche tra i cani, cioè c'è il cane, quello bello grande. I piccoletti e il piccolo abbaia, rompe, ma perché ha paura e si sente inferiore. Uno certo. che è pacifico, in pace con se stesso, che poi è Boris è in pace con se stesso, anche se poi quando incontra Salvadio comincia un po' a riflettere su se stesso, però è una persona in pace con se stessa e quindi non rompe l'anima agli altri. Invece chi non è in pace con se stesso è come i vegani, i vegani sono terrificanti, per esempio, sono gli estremisti, sono i talebani della cucina. Cioè io lavoro col cibo e parlo con cognizione di causa. Quando mi arriva il vegano è sempre infelice. Ecco, no, leggo un pezzetto che è interessante perché ti dice della mentalità. Allora, a un certo punto il frate mette in scena una predica e lancia contro quello che è il bestiario medievale, contro gli usurai. Gli usurai erano paragonati al ragno, al lupo, alla volpe. Lupo e volpe si capisce, il ragno ti fa la tela intorno, poi ti sgranocchia di colpo. E poi erano considerati ladri di tempo. Questo è molto interessante, è un concetto interessante. Quando andiamo in banca e facciamo un mutuo, no? Ci chiediamo 100.000 euro per comprarci la casa e dobbiamo darne 105, no? Dietro con l'interesse. Cioè 5.000 di interesse, cosa paghiamo? Quell'anno di tempo in cui possiamo usare i 100.000 euro che non avremmo. Quindi la banca ci vende un anno di tempo al prezzo di 5.000 euro. Però cosa dicevano i frati? E qui non avevano torto, è molto sottile la cosa. Siccome il tempo non è dell'uomo, il tempo è di Dio, il banchiere vende qualcosa che non gli appartiene. Vende tempo, ma il tempo è di Dio, quindi vende una cosa di Dio, non dell'uomo. E quindi è un ladro di tempo. È un concetto interessante.
prima c'è in discorso diretto, ma vi salto quello, passo alle ultime righe che sono discorso indiretto. Chiama gli ebrei bevitori di sangue umano e mercanti di lacrime. L'ebreo usuraio è un ragno che con astuzia di volpe tende la sua rete invisibile per avviluppare il cristiano bisognoso e poi lo divora con ferocia di lupo. Cioè ha usato i tre, ragno, volpe e lupo, nella stessa frase, perché l'armamentario che in tutto il Medioevo i frati usavano contro gli ebrei. Chiama l'usura cancro dello Stato, flagello contro natura, lebbra che avvelena le fonti, e alternando i toni vivaci e impudenti a quelli quieti e talora persino imploranti, dichiara l'usuraio il peggiore di tutti i ladri, perché è un ladro di tempo, un uomo immondo che vende quel che non gli appartiene, perché il tempo è di Dio. Quando restituite un prestito, con l'interesse pagate il tempo intercorso dal momento in cui l'avete contratto a quello della restituzione. Ecco cos'è l'interesse, un furto maledetto, perché nessun uomo possiede il tempo, e chi presta e vende quel che non è suo, altro non è che un ladro. Ecco. Quindi questo ho sempre trovato fosse un concetto interessante. Sì, poi ovviamente ho riempito perché mi sono molto divertito a scrivere questo libro. Devo dire che sono momenti delle frasi dove si vede proprio che c'è il divertimento. Mi sono divertito come un pazzo, perché poi quella dell'impotenza delle formiche mi sono divertito, perché non trovano le formiche rosse, allora usavano poltiglie di conchiglia, quello che trovavano, basta che fosse rosso, insomma, per fare questo Viagra di allora. Ma poi insomma mi sono divertito perché poi Venezia è una Venezia molto diversa, anche come colori. Per San Marco era rossa, il pavimento era di cotto e il resto era fango, era terra battuta. Per questo si chiamano campi. A Venezia non ci sono piazze, c'è solo piazza San Marco, è l'unica perché era pavimentata con il cotto, spina di pesce. Gli altri si chiamano campi, erano anche coltivati, c'erano le galline, c'erano i cani, i polli, i muli, cavalli con i carretti che passavano, quindi c'erano molti anni. Ecco, con la macchina del tempo sono andato a Venezia in quell'epoca e ho visto intanto un sacco di bambini, come oggi nel terzo mondo, un sacco di orfani c'erano, perché molte donne, si moriva molto di parto, perché ovviamente non conoscevano gli antibiotici, il senso dell'igiene era quello che era, e quindi spesso si infettavano le puerpere. E poi la mortalità infantile era molto alta in quell'epoca, in tutto il mondo. A Venezia forse, anche siccome c'era molta ricchezza, anche meno che altrove, ma comunque era molto alta, quindi c'era molto orfani, c'era un sacco di bambini che andavano in giro, un sacco di animali, tutti i generi, muli, cavalli, c'era di tutto. E quindi per terra c'era la merda degli animali, c'era tutto, cioè era una roba, un mondo sovraffollato, perché Venezia aveva 150, forse 180.000 abitanti nel 1480, una città ricchissima, proprio veramente commercio, navi, barche, banchetti che vendevano di tutto dappertutto, sesso dappertutto, anche nelle calli, in luoghi pubblici, era vietato in luoghi pubblici, però succedeva lo stesso, cioè era veramente un grandissimo bordello a cielo aperto, però molto vivo, pieno di quindi estremamente interessanti. Quindi mi sono calato negli odori, nel mondo, nei colori accesi, vividi di un'epoca piena di vita e di forza, perché questo poi è la ricchezza poi mercantile, di pirati, non di gente che viveva di rendite, era gente che rischiava tutto sul mare, quindi era legata all'audacia, perché la libertà non è niente senza il coraggio. Infatti si respirano profumi, odori, anche quando loro vanno a mangiare, proprio si assapora leggendo il libro, sì. Si sentono i profumi, si sente tutto, e questo è un libro veramente bello, proprio un libro da leggere. Grazie. Lo dico perché sei seduto qua. La vanità dell'autore è contenta. No, veramente, è stato, io mi sono messa lì a leggere, ho detto, leggiamo un argomento pesantino, poi io proprio rapita e persa, infatti è venuta a casa anche mio figlio, è fantastico, lo devi leggere, che non legge nulla, però magari questo lo legge, e veramente è un libro in cui si entra e ci si perde, ed è fantastico perdersi con Boris. Grazie. È 1:10 che parliamo. È tanto. Scusate, è fatto un po' troppo. Se anche freddo, sì. Ma adesso ci danno il vino. No, mi hanno promesso che ci danno il vino, quindi.
però... Però dai, ci scaldiamo un po'. Bene, sì, penso che abbiano fatto. Se avete qualche domanda su qua, no? Che cominciano ad avere un po' di freddo, poverini. Ti vedo. Sì, perché fa un po' freschino. Sì, sì. Mai come adesso la mascherina va bene, no? Sì. Perché almeno benissimo. Se c'è qualche domanda, come diceva Molesini, la facciamo, non c'è nessun problema. Intanto volevo dirvi, io ho guardato la serata da laggiù e tra l'altro con uno sfondo incredibile, insomma si sono accese le luci sulle Zaghere, sul bed and breakfast delle Zaghere, quindi bellissimo il posto, bellissimo il giardino. Dimmi. Pensavamo di essere belli noi. Sì, beh, oltre battuto, alla bellezza vostra, le luci insomma hanno dato questa impronta a questa bellissima casa, e quindi a questo bed and breakfast che vi invitiamo a visitare, a provare e a sentire con gli amici appunto Paolo e Loredana, che sono qui per adesso farvi degustare i vini dell'azienda Buosi, giusto? È così? Possiamo fare, come facciamo? Volete venire a farvi vedere? Non parlate, però per chi non vi conosce, no, perché sono stato minacciato prima che non vogliono parlare, però insomma chi non vi conosce almeno dicono. Allora, lei è Loredana e lui è Paolo, giusto? Bene, basta. O volete dire qualcosa adesso? Presi dalle va bene. No, allora, devo dire io una cosa, che ho la penna bella se volete che vi firmi il libro. Sì. La stilo, non... Adesso c'è il banchetto della vendita dei libri da quella parte, se volete naturalmente, c'è l'abbinamento con la firma dell'autore, c'è l'abbinamento anche con i vini eventualmente, se volete, dell'azienda Buosi, subito, senza ritegno, così tac, via, subito. Bene. E tu vai a preparare, Loredana? Con una mano sola va a preparare, quindi si fa anche di questo. Allora, facciamo una foto, benissimo. Mi hanno detto che c'è anche l'assessore alla cultura del comune di San Pietro di Feletto, è vero? Buonasera assessore. Lei vuole dire qualcosa per finire, per chiudere la serata? C'era il saluto, l'ha fatto il vice sindaco di Refrontolo, l'assessore alla cultura dimmi? Guardiamo la camera. Assessore, buonasera. Ha sentito, ha ascoltato, levi questa mascherina, va bene? Ha sentito Molesini, le è piaciuto? Sì, mi è piaciuto tantissimo e lo ringrazio tutti quelli che hanno organizzato questa serata, la Proloco di San Pietro di Feletto, che ha voluto così in maniera originale promuovere la mostra dei vini quest'anno, e ringrazio anche Refrontolo e gli ospiti che ci hanno reso possibile, insomma, godere di questa bellissima location. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie assessore, grazie assessore alla cultura del comune di San Pietro di Feletto. E allora domani sera termineremo l'ultimo incontro con Gerosa, mi pare, sì. E saremo presso i Vini Moret, giusto? Sì, presso la cantina Moret Vini. Gerosa è uno scrittore veronese di thriller, scrive dei libri molto interessanti che hanno come sfondo Verona e non solo, e vi consiglio di venire perché merita. Bene, come tutti gli altri incontri. Grazie, buona serata a tutti, buonanotte, ma noi ci troviamo qui attorno al tavolo perché ci sono delle cosine particolari da assaggiare, da bere. Ci sono anche questi stupendi dépliant, queste brochure delle Zagare che potete prendere per farvi un'idea di quanto splendido sia questo posto. Buona serata, grazie.